La Spagna dà il via libera, gli allenamenti ripartiranno lunedì 4 maggio. Il ministro della Salute Salvador Illa e il suo team hanno convalidato quasi tutto il protocollo sanitario presentato in precedenza e hanno stabilito che dal giorno della ripresa delle attività i medici di ogni club potranno iniziare ad effettuare i test sierologici. La decisione è stata presa dopo una riunione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Liga, AFE e Comitato Olimpico Spagnolo, oltre ad alcune società della massima serie come Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid e diverse altre federazioni nazionali. Gonzalo Higuaín e il River Plate, un amore che potrà rinascere. Quando dipenderà da molti fattori. Molto infatti è legato a come andrà a finire il braccio di ferro con la Juventus tra rinnovo del contratto e addio, tra fughe e rientri alla base. Per quello bisognerà aspettare, ma prima o poi il Pipita tornerà a vestire la maglia del River, il suo desiderio almeno è questo. E ne ha parlato anche Enzo Francescoli, direttore sportivo della squadra biancorossa. Deciderà lui, oggi vuole rispettare il contratto con la Juve e vedremo più avanti. Per noi ovviamente è importante che il giocatore voglia tornare qui, aspetteremo per parlarsi ufficialmente in futuro. È sempre bello che un idolo del River Plate possa tornare a vestire la nostra maglia. Per noi Higuaín è un giocatore importantissimo, è cresciuto qui e anche suo padre ha giocato per noi. Vedremo cosa deciderà in futuro. Il commento a riguardo raccolto da tuttojuve.com. Altri 3 Gran Premi di motociclismo vengono cancellati dal calendario 2020 a causa della pandemia dovuta al coronavirus. La Federazione Motociclistica Internazionale, l'IRTA e la Dorna hanno infatti deciso di non far disputare le gare programmate in Germania, Olanda e Finlandia tra giugno e luglio. Da calendario al momento la prima data possibile per partire con la stagione del motomondiale dunque sarebbe quella del 9 agosto a Brno con il GP della Repubblica Ceca. C'è rammarico, si legge nel comunicato ufficiale, ma la diffusione del Covid-19 a livello globale ha portato alla cancellazione di questi 3 eventi e di conseguenza anche all'annullamento dei relativi eventi della Coppa del Mondo FIM e nel Moto E, della Northern Talent Cup e della Red Bull MotoGP Rookies Cup. La Ferrari riavvierà progressivamente da venerdì 8 maggio gli stabilimenti di Maranello e Modena, che potranno tornare a produrre a pieno regime. Ad annunciarlo è stata la casa di Maranello. Da lunedì 4 maggio invece verrà avviata la fase Installation Lab, attività di formazione sulla sicurezza per i dipendenti. Per la Ferrari è un passo fondamentale a cui la società ha voluto dedicare diverse giornate, decidendo di anteporre all'avvio della produzione delle sessioni formative che consentono ai lavoratori di assimilare le più corrette misure precauzionali contro ogni rischio sanitario, in linea con il programma Back on Track. Dalle modalità di ingresso in azienda alle postazioni di lavoro, dai dispositivi di protezione individuali alle regole di condivisione degli spazi comuni. Ferrari spiega di aver riorganizzato gli ambienti aziendali e di aver messo a disposizione strumenti per un rientro sereno e il più possibile protetto di tutte le sue persone. Nelle prossime settimane, precisa comunque la casa di Maranello, tutte le attività aziendali che possono essere svolte attraverso il lavoro agile continueranno regolarmente con questa modalità.